abbiamo molti allevatori hobbisti e non solo hobbisti che soprattutto nella provincia di Belluno hanno chiuso gli allevamenti. Oltre 20 stalle chiuse con un conto negativo di oltre 600 capi. E questa è la situazione soprattutto della pecora dell'Alpago, che di questo passo, sottolinea l'Associazione degli allevatori del Veneto, rischia di sparire. Il problema è risaputo e sono le predazioni del lupo. Le predazioni sono troppe, è anche un discorso di affezione che salta per aria, c'è anche un discorso proprio di relazioni con gli animali che dà un dispiacere talmente enorme che questi allevatori hanno già chiuso. Un problema per il settore, sottolinea il direttore Lucchetta, ma anche per le comunità locali costantemente alle prese con problemi idrogeologici. Perché chiudere un allevamento vuol dire rovi, vuol dire piccoli imboschimenti, non grandi imboschimenti, vuol dire non gestione dello stesso, vuol dire non regimazione dell'acqua, vuol dire non poter più capire da dove poi vengono certi tipi di ragionamenti anche in termini di frane, di smottamenti, ma anche di gestione dello stesso territorio. È un problema grosso, un allevamento che chiude in montagna è un problema prima di tutto ambientale e territoriale. Un tema che non riguarda solo le pecore, considerando che il lupo sta predando anche le vacche burline sul grappa, col risultato che nel tempo potrebbe mancare quel latte indispensabile per le eccellenze come il morlacco e il bastardo. E latte che invece potrebbe essere un ulteriore stimolo per mantenere gli allevamenti ovicoli in montagna. Dare uno sviluppo alla filiera del latte caprino che va a latte, che va a formaggi di grande qualità, però poco conosciuti. Per questo nella prossima edizione di Agrimont a Longarone sarà presentato agli allevatori un innovativo progetto di rilancio del settore in collaborazione con l'Università di Padova. Primo obiettivo, un percorso di filiera lattiero-casearia per il latte caprino. Secondo obiettivo, un ragionamento veterinario di assistenza e consulenza da mettere a disposizione a tutti gli allevatori veneti di ovini e di caprini. Il terzo, la difesa con mezzi indiretti, con tecnologie dalle grandi predazioni da lupo che sta subendo tutta la parte degli ovini, soprattutto a Belluno dell'Alpagota.